proprio mi sono venuti in mente tanti ricordi, anche della mia famiglia. E la gratifica il fatto di aver dato lavoro a tanta gente? Beh, quello sì. Sì. Come ti ho detto prima, anche gli operai si sono fatti tutti da casa. È una bel ricordo. Bei ricordi. Perché adesso l'età e tutto, ma se no ci andrei volentieri a raccogliere le fragole. Ah sì? Sì, sì. Ciao ragazzi, c'è un grande fermento in questo periodo a Buttapietra ed è un fermento dolce, di rosso colorato perché parte da qui, da questi teatri rurali della dolcezza. E sapete perché c'è fermento? Perché dopo 10 anni ritorna a Buttapietra la festa della fragola, questo prodotto che è sicuramente un simbolo agricolo di questa terra, ma non soltanto, perché fragolosa, perché questo è il nome che hanno dato alla festa e che si svolgerà a Buttapietra dal 9 all'11 maggio, in realtà sottintende un retroterra culturale estremamente importante. Perché pensate che la storia della fragola qui hanno cominciato a scriverla circa 60 anni fa. Ed è stata una storia che con il tempo aveva portato benessere, sviluppo sociale, economico, ma soprattutto ha creato dei ricordi ancora molto vivi, impressi nella mente e nel cuore di tante persone, molte persone che sono cresciute con le fragole e che oggi magari anche in virtù del ruolo che ricoprono si sentono chiamati a voler rinunciare proprio grazie a Fragolosa, la festa della fragola che torna a Buttapietra. Andiamo a caccia, Sara. Andiamo! Vediamo se te che occhio. Questa mi sembra proprio bella. Tu sei un'innamorata della fragola, Sara? Molto, è il mio frutto preferito. E ci sono dei ricordi? Sì, mia zia aveva un campo di fragola in zona Marchesino. Io mi ricordo da piccolina, mio papà mi portava e stavamo lì di pomeriggi a aiutare le signore che raccoglievano le fragole, quindi ho fatto delle grandi scorpacciate, quindi è un frutto del cuore. Quindi quando Sara torna sotto una serra cosa prova? Emozioni, appena sono arrivata qui nel campo infatti mi sono dirottata nel campo e ho annusato il profumo che si sente già, il calore poi anche della serra e la bellezza del rosso con i fiori della fragola, il verde, il bianco, e proprio mi sono venuti in mente tanti ricordi. E il sindaco, Sara Moretto, cosa prova? Il sindaco una grande sfida perché dopo 10 anni di sospensione della festa della fragola, con una grande squadra, con tanti miei concittadini, abbiamo deciso di ripercorrere questa festa, di riprenderla, di rivalorizzarla e quindi siamo qui che stiamo cercando di organizzarla al meglio. Anche perché questo è un elemento identitario, o sbaglio? Assolutamente sì, il territorio buttapietrino è vocato per la fragola. Negli anni 70-80 c'è stata la maggiore produzione in assoluto, tant'è che avevamo manovalanti, braccianti che venivano addirittura da Bisenti, da Teramo, proprio per aiutarci a raccogliere le fragole, perché il territorio, ripeto, era veramente coperto da piantagioni di fragole. Quindi la fragola ha aiutato Buttapietra a crescere? Assolutamente sì, tant'è che oltre ai campi c'erano anche delle aziende che proprio lavoravano e confezionavano le fragole. La maggior parte delle donne erano impiegate in queste aziende oppure nella raccolta, quindi in quegli anni diciamo che la fragola è stato il nostro prodotto anche commerciale più importante. Ma per capire meglio che cosa significhi la fragola per Buttapietra occorre tornare indietro di qualche decennio, quando le campagne qui circostanti non conoscevano ancora questa tecnica intensiva come la vediamo oggi, perché erano destinate prevalentemente a seminativi e a frutticoltura. Ma nel tempo, soprattutto a partire dagli anni 50, si intuì la grande potenzialità di questa cultura che poteva dare un reddito nuovo, importante alle famiglie, quindi dare anche un futuro ai propri figli. Anche se negli anni 50 soprattutto non c'era tutto questo, non c'erano le competenze tecniche, mancavano un sacco di cose, mancava la rete commerciale, mancava anche una visione commerciale.
Però erano gli anni del boom economico, gli anni dell'entusiasmo imprenditoriale e chi aveva la capacità di guardare lontano era destinato quasi inevitabilmente ad avere successo. Ed è esattamente quello che è accaduto anche qui a Buttapietra, perché ci furono alcune persone che questa voglia di cambiamento per portare i contadini a essere non più semplici contadini ma anche imprenditori agricoli la seppero cavalcare, investendo, dando nuove motivazioni, nuovi stimoli agli agricoltori e facendo con il tempo diventare Buttapietra e dintorni una vera e propria piccola capitale del nord Italia della fragolicoltura. Occorreva ancora però dare una direzione chiara ed è lì che è subentrato l'impegno anche della persona che adesso vi faccio conoscere. Fino al 1950-55 sotto serra non c'era niente. E poi cosa è successo? E poi quando sono venuto a casa io, che studiavo perito agrario, quando sono venuto a casa nel 58, 59, 57, non mi ricordo, l'anno prima avevamo fatto un capannone tutto di asse e legni, abbiamo piantato sotto, mi ricordo ancora c'era la fragola, la fragola regina. Era una qualità piccolina, ma era dolce come il miele, quelle erano buone. E chi è che chi vi ha ispirato a fare i capannoni con i nylon? Con il nylon, l'abbiamo studiato io e il mio professore. Con il professore si dovrebbe fare sotto serra. Allora le ho detto proviamo a casa mia, con io e il mio autista facciamo il capannone di un campo, sì e no, e abbiamo fatto la fragola e da lì abbiamo visto risultati 40% di più, 50% di più, perché di fragola non andava male niente, perché se pioveva andavano male. Ma quindi siete stati voi un po' i precursori di questo modo di fare le fragole sotto serra? E abbiamo avviato, posso essere stato anch'io, diciamo, perché c'erano pochi, allora erano contadini come me o qualcuno che magari vedeva che lo facevo, le faceva a gatta l'anno dopo. E così poi si è sviluppata la zona. E poi sono riuscito tra contadini, anche con l'aiuto, perché li abbiamo aiutati per avere le fragole, perché si impegnassero a darle a noi dopo. Poi voi allora avete anche creato un'attività commerciale importante. Commerciale, li prendevamo le piantine, tutte nuove, perché quelle vecchie non le facevamo mica piantare, perché non rendevano dopo un anno, 2 anni. Il nylon la facciamo matura per terra e da 1, 2, 3, 5 e ogni anno anche quello che faceva il campo, 2 campi, ne faceva 3, ne faceva 5 e via. Se guardiamo nel giro di 7-8 anni si sono fatti tutti a casa nuova, dunque vuol dire che rendevano. Uno degli effetti più significativi del boom economico fu il progressivo spopolamento delle campagne a favore delle fabbriche. Le persone decidevano di abbandonare il lavoro sicuramente più duro, sicuramente più faticoso, forse anche meno pagante della terra, per andare invece in officina, in bottega o in ufficio. Ma qui a Buttapietra possiamo dire che in un certo senso avvenne il contrario. Perché? Perché qui arrivarono delle persone che invece ci andavano e come a lavorare nelle serre, ed erano persone in particolare che arrivavano da lontano, da Bisenti per la precisione, che è un piccolo comune in provincia di Teramo. Nel corso degli anni 60, 70, 80 arrivarono qui a decine, a centinaia, diventavano il popolo della campagna, lavoravano qui, raccoglievano le fragole, hanno contribuito anche loro a rendere importante questo prodotto non solo per Buttapietra ma anche per Verona. Misero su famiglia, si integrarono nel tessuto economico e sociale di questo paese, scrivendo una pagina importantissima per lo sviluppo, per l'appunto, di questa comunità. Ed è anche grazie a loro, al quantitativo che è cresciuto, grazie al loro lavoro, che la fragola cominciò ad essere esportata anche all'estero. Com'era la vita in campagna a quell'epoca? Era sacrificata perché però era bella. Eravamo bambini. Eravamo proprio bambini, però dai, in conclusione eravamo lì per guadagnarci qualcosa perché da noi non c'era lavoro, eravamo una famiglia numerosa, noi
Allora anche per aiutare un po' la famiglia abbiamo avuto questa opportunità di venire su Certo. e dopo pian piano siamo rimasti su col tempo siamo rimasti su sempre e siamo qua. Beh, quindi vuol dire che vi siete trovati bene, vi hanno accolto Sì, bene. ai primi tempi non tutti ci guardavano bene, eravamo immigranti, però dopo conoscendoci, insomma, tante persone ci hanno apprezzato moltissimo, a tuttora ci abbiamo anche un buon rapporto, anche se sono passati tanti anni. Com'è stato all'epoca lasciare casa? Oddio, il primo impatto non è che era bello, perché ti lasci, eravamo bambine, però ti lasci tutto, i genitori, la nonna, che mamma quanto lo vedevo triste, la nostra nonnina che ci ha voluto un bene dell'anima, e però dopo era per aiutare un po' la famiglia, eravamo orgogliose anche di dare questo contributo a lavorare, ci piaceva lavorare perché anche là aiutavamo sempre, specialmente in casa sua. Io che ero una bambina sono cresciuta in casa di mia suocera, eravamo vicini di casa. Ma l'amore l'avete conosciuto qui? No, o ve lo no, siete No, portato da no, Pisegni? ci siamo portati da là. Da da lei bambini. 6-7 anni, 10 anni. Bambini proprio. Sì, vissuti insieme proprio da piccolina. Ah, però. 51 anni di matrimonio, A settembre 52. perciò siamo proprio cresciuti insieme. Ma quante erano le persone che come voi arrivavano da Pisegni? Tantissimi. Tanti. Centinaia. Veniva in Sì, pullman. venivo su, minimo venivo su 30-40 pullman, quando era proprio il boom delle fragole e tutte queste robe qua. Poi dopo c'era le mele, Noi però era riuscivamo tantissimo. anche a lavorare il radicchio. Cosa provate a vedere queste sfere di fragole? È un bel Belle, ricordo. bei ricordi. Perché adesso l'età e tutto, ma se no ci andrei volentieri a raccogliere le fragole. Perché l'intuizione di andare all'estero? Perché prima di tutto si prendeva di più e poi qua in Italia non eravamo abituati al commercio, si vendeva un 10%, un 20% all'ora e dopo piano piano siamo riusciti, dunque esportavo all'ora circa 25 autotreni al giorno Mamma di mia. fragole, non uno, E quante persone lavoravano da lei? una settantina di persone, Quindi 70 famiglie. 70 famiglie, sì. Quindi lei per buttapietra Sì, e per la fra fragola. autisti, impiegati, noi, la famiglia e dopo tanti lavoratori che venivano, perché al tempo delle fragole anche la gente che lavorava sotto di noi la mandavamo in campagna per aiutare i contadini alla raccolta. Certo, Invece quando ci occorrevano, tornavano. allora tornavano. Lei da quanto tempo fa questo mestiere? 25 anni, Una vita. sì, una vita insomma, quasi. Speriamo che sia più lunga la vita di 25 anni. Quegli alveari sono l'essenza del suo lavoro. Gli alveari, i bombi, tutti gli insetti utili, perché secondo la mia teoria gli insetti utili sono molto importanti per fare meno trattamenti e avere più soddisfazione. Però bisogna cercare di capire che quando tu dentro nella tua produzione hai degli insetti, sono animali molto piccoli, però sono sempre animali, devi capire come stare vicino agli animali e capirli. Le api sono importanti perché sono braccianti senza braccia, però lavorano tanto. Che varietà sta coltivando in questo momento? Licia, Perché quella varietà lì? perché io ho sempre creduto nella qualità. Questa è più dolce, questa è una varietà un po' più difficile da produrre, però a me dà soddisfazioni. In tutti questi anni in cui lei sta facendo questo lavoro, quanto l'ha vista cambiare la fragolicoltura? È cambiata un'esagerazione, perché adesso in questo momento la fragola, secondo come la vedo io, a Verona sono mancati un sacco di ettari di prodotto. Perché? Perché la gente non penso che abbia capito una cosa diversa. Bisogna indirizzarsi verso non 50.000 varietà, ma 2-3 varietà importanti e buone. E allora, se fragolosa deve essere, che fragolosa sia. Ritorna la festa della fragola.
9-11 maggio Buttapietra. Sarà una festa con tutti i crismi della celebrazione per questo frutto che è il simbolo di Buttapietra. Quindi ci sarà la gara, o meglio il concorso tra i produttori, ci sarà un talk show in cui io farò parlare i protagonisti della storia della fragola, arriveranno i gelatieri zoldani da Belluno per preparare il gelato con i macchinari storici di oltre un secolo fa e prepareranno il gelato servito sulla cialda che loro stessi confezionano. Faranno il gelato con queste fragole. Poi ci sarà Sabrina, la signora dell'elisir della fragola, questa non ve l'aspettate, ha creato un liquore a base di fragola assolutamente da provare. Poi fragole e panna per i bambini, ma non solo. E poi ancora tante altre novità, tra cui il risotto con le fragole, che fa parte del ricco menù allestito presso gli stand del Circolo Noi, negli spazi del Circolo Noi, un menù curato direttamente dall'Associazione Cacciatori, una collaborazione fondamentale per l'esito di tutta la festa. C'è stata una simpatica anteprima in questi campi con i ragazzi che la festa la animeranno e quindi è giusto che l'ultima parola spetti proprio a loro. Vi aspettiamo!